Siamo in diretta, una buona serata, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, anche questa sera un'ora nella quale potrete dialogare con il primo cittadino del Comune di Padova, Sergio Giordani, che è già qui all'interno dei nostri studi, quindi lo saluto. Sindaco, buonasera, grazie di essere qui con noi anche stasera. Buonasera a tutti, grazie. Ovviamente insomma, è un appuntamento che sta piacendo sempre di più, che sta richiamando sempre più cittadini, e quindi io ne approfitto subito per darvi i numeri con i quali potete partecipare questa sera alla trasmissione. Potete chiamare allo 049 80 777 53 oppure potete mandare un sms al 345 334 1171 e vi lasciamo anche la mail, il sindaco risponde @gruppotv7.com. questo indirizzo mail lo potrete utilizzare nel corso della settimana per insomma mandare le vostre richieste. E sindaco, allora cominciamo proprio da qui, perché sono molte le richieste che sono arrivate via mail nel corso insomma degli ultimi giorni da parte dei cittadini. Cominciamo leggendole. La prima che ce la manda il signor Giuseppe e dice: gentilissimo signor Sindaco, la ringrazio per la sua disponibilità ad ascoltare la voce dei cittadini. Volevo farle presente che in via Peano, il ramo chiuso adiacente alla PS, acquedotto di via Montà, il cancello di entrata è stato divelto e una decina di metri di recinzione sono stati asportati, nonché l'erba alta 2 metri è rifugio di sbandati che ne fanno uso frequente come riparo o nascondiglio. Tale piccolo appezzamento è in evidente abbandono, con disagio degli abitanti di via Gessi che confinano con detta area, nonché per i cittadini che usano il marciapiede adiacente. La ringrazio e le auguro buon lavoro. Come detto, questo ce lo scrive Giuseppe. Sindaco, la via gliela ricordo, è via Peano, sostanzialmente siamo dietro al Gran Teatro Geox. Sì, lo conosco la via. Che sia la rete rovinata, la rete ovviamente pubblica, penso. Credo che sì, a sensazione sì, perché insomma questo è quanto ovviamente ci scrive il telespettatore. Noi ricordiamo insomma che poi tutte le mail, tutte le comunicazioni noi le giriamo agli uffici competenti insomma del Comune di Padova, quindi insomma il tema è relativo proprio a questa recinzione che insomma sembra una decina di metri siano stati asportati. Sì. Faremo sistemare, domani mi interessa sicuramente questo. Perfetto, altra mail invece, per il meglio sindaco, altre 2 mail riguardano il tema dell'Arcella, in particolar modo il porta a porta. Allora le leggo la prima, che ci arriva da Marco, che ci scrive: da quando c'è il porta a porta le strade libere dai cassonetti hanno posti in più per parcheggiare, ma ci sono ancora i divieti di sosta per la raccolta stradale. Sarebbe possibile toglierli, sarebbe davvero utile per noi residenti avere dei parcheggi in più. Inoltre in alcune zone ci sono ancora i cassonetti stradali che attirano gli incivili che ci buttano di tutto, ad esempio davanti alla chiesa di San Carlo. Come mai? Grazie mille per il suo impegno a risponderci. Il porta a porta sta funzionando abbastanza bene. Abbiamo ancora dei problemi, devo dire onestamente, in particolar modo sui condomini vecchi in cui non hanno molti spazi. L'assessore Chiara Gallani insieme al dirigente sta risolvendo i problemi abbastanza velocemente. È molto apprezzato la raccolta porta a porta, perché vuol dire i rifiuti, vuol dire ecologia, vuol dire ambiente. Che non è stato tolto il divieto di parcheggio, spero non facciano multe, però verifico anche questo, per cui do un'occhiata per vedere di sistemare le cose. Sempre dal punto di vista del porta a porta, sul tema del porta a porta, le leggo un'altra mail, sempre che ci arriva dall'Arcella Est, da un residente che si chiama Francesco. Gliela riassumo un pochettino perché è molto lunga, poi insomma però come vi abbiamo già detto la mail nel dettaglio poi sarà girata agli uffici comunali, di conseguenza potrete anche avere ovviamente tutti i dettagli. Questo residente, Francesco, abita da solo in una casa singola e a giugno gli sono stati consegnati i contenitori scelti dal Comune di Padova per la sua tipologia di abitazione, però ha notato fin da subito che sono esageratamente grandi per le sue necessità, perché appunto vive da solo, e date le dimensioni occupano almeno 1/3 del piccolo cortile che ha nella parte posteriore della casa. Di conseguenza insomma chiede se è possibile avere dei contenitori più piccoli, più funzionali e meno invasivi, una soluzione che potrebbe in prospettiva ridurre anche la creazione di isole di contenitori per il conferimento per quei nuclei familiari che non hanno spazio per tenere i contenitori scelti dal Comune. Un'abitazione singola questa? Sì.
Dopo, non senza dirlo ora, ovviamente avete il numero civico, mi interessa anche di questa cosa qua. Perfetto, e così insomma poi eventualmente verificherete se potrete fornire a questo residente insomma dei contenitori un po' più piccoli, più adatti insomma alle sue esigenze. Detto questo, Sindaco, vedo che abbiamo già una telefonata, quindi ne approfittiamo. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Paolo di Padova. Da che quartiere, Paolo? Volta Barozzo. Volta Barozzo. Paolo può fare la sua domanda al Sindaco. Per 83 anni sono un pensionato e volevo dire al Sindaco che in Prato della Valle avete fatto dei parcheggi che per non perdere un posto 2 macchine, quando infilo la macchina perché devo accompagnare mia moglie che non mi cammina molto, non si riesce neanche a scendere perché per non perdere un posto 2 di macchine, insomma. E poi per 3 euro all'ora, signor Sindaco, e poi se scattano 5 minuti sono altri 3 euro, mi sembra che sono molti. Grazie e buona serata. Stiamo sì, la risposta, parlando del parcheggio dietro al Foro Boario, sì, in cui la gestione è privata, non pubblica. Ok, questa era un'importante specifica allora anche da dare ai cittadini, giustamente. Sì, ovviamente la tariffa, non voglio scaricare sugli altri, la tariffa è stata concordata a suo tempo, però io ho parcheggiato più volte lì, non mi sembra che sia stretta se parliamo del parcheggio dietro al Foro Boario. Ok. Può essere che una lamentela sul costo, ma non sullo spazio. A sensazione c'è, insomma. Mi sembra sì, se è quello che stiamo parlando, quello nuovo dietro al Foro Boario. Esattamente, sì, lo spazio, la zona è quella, quindi molto probabilmente il cittadino si riferisce proprio a quel parcheggio. Se più non parla di un'altra posto, però dopo anche per questo signore ho poi il numero di telefono e cerco di capire meglio le cose. 4 messaggi, ne approfitto allora per salutare anche la nostra Elisabetta Corazza in redazione. Elisabetta, buonasera, andiamo con il primo messaggio di questo giro. Buonasera signor Sindaco, la settimana scorsa ho inviato un SMS per chiedere un intervento per la potatura delle piante che costeggiano via Monte San Daniele e via Monte Alto. Non viene fatta la manutenzione da 20 anni, non abbiamo avuto alcun contatto. Arriverà, grazie, buonasera. Mi stupisco veramente, vengono chiamate tutte le persone nella settimana seguente. Mi sembra strano, provvedo, prendo nota e sarà chiamata sicuramente. Di solito non lo faccio personalmente, qualche volta sì, nel tempo che ho, però di solito si prende nota, si fanno, ovviamente non viene fatto il giorno dopo, un po' grande, però penso abbiano preso nota e la faranno prossimamente. Secondo messaggio, Elisabetta, andiamo col secondo messaggio di questa prima serie. Stamane ho fatto un giro per la zona centro-stazione. Come non rimpiangere la municipalizzata Amniup? È proprio sporca, neanche da confrontare con la città che conoscevo. Peccato. Il sindaco attuale non ha colpe, ma qualche suo predecessore dovrebbe fare un grandissimo mea culpa. Pulizia in zona centro-stazione, sindaco. Non penso che Padova sia sporca, onestamente, penso che Padova sia una città pulita. Io vivo in centro, per cui la vedo molto bene, in centro. Devo dire che la passo quotidianamente, è una città molto pulita, per carità, c'è sempre un civile che butta qualcosa per terra, ma non credo sia una città sporca, assolutamente, è una città molto pulita per quello che riguarda. Si può fare sempre meglio. Sempre si può migliorare. Terzo messaggio, vai Elisabetta. Signor Sindaco, come mai in centro non è previsto un parco biciclette custodito? Ciò permetterebbe di recarsi in centro in bici senza essere vittime di furti, che purtroppo sono frequenti. Grazie, Carmine. Giusta osservazione. È un po' di tempo stiamo cercando, ovviamente, un posto dove avviare una custodia garantita in termini di sicurezza. Non è facile, perché in centro vuol dire che costa molto, vuol dire un negozio, vuol dire qualche altra soluzione. Una volta mi ricordo perfettamente che c'era. Stiamo cercando, ho una soluzione, però non voglio anticipare, perché dopo sarò smentito sicuramente. Non ci può anticipare nulla? No. Okay. No, dopo dico, sa cosa succede? Dopo 3 mesi, ecco, non l'hai fatta. Io ho un'idea, però non so se possa essere valida. È vero che c'è questo problema, è vero che bisogna trovare un posto in cui le biciclette sono custodite.
Crede, Sindaco, che questa sua idea si riuscirà eventualmente a concretizzare a breve, se sarà ovviamente possibile? Dopo faccio brutta figura come sempre, dopo mi prendo in giro, è come Parco Boschetti, Parco Titi Livio, che ho promesso a tutti quanti, ero sicuro, entro dicembre facciamo tutto, prima entro settembre, ottobre, novembre. Invece purtroppo una volta troviamo una volta carburanti, una volta olio, una volta questo, una volta Ogni tanto anche la burocrazia magari. Però, più che altro è un problema, devo dire, di rifiuti che troviamo. Io spero che dicembre sia finito, voglio che sia finito. Domani mattina ci vado tra me. Ecco, allora poi magari ci racconterà com'è andata. Quarto messaggio di questa prima serie. Buonasera, volevo chiedere al Sindaco se non sarebbe giusto utilizzare i soldi incassati dall'area verde venduta per costruire condomini in via Borgogna per asfaltare i marciapiedi delle strade limitrofe che sono disastrati. Grazie, lo chiede Loris. Il tema insomma è quello dei marciapiedi disastrati, quindi Loris chiede se è possibile utilizzare i soldi incassati dall'area verde che è stata venduta per costruire dei condomini. Siamo in via Borgogna. No, nel senso abbiamo un grande piano di investimenti per quanto riguarda sia strade che marciapiedi. Una parte è stata fatta, una parte sarà fatta, molto cospicua, devo dire, se non sbaglio sono 5 milioni per asfalti e marciapiedi. Sono due capitoli diversi, non è che vendiamo una cosa e possiamo utilizzarla per fare questo. Fa parte del bilancio comunale, il famoso tesoretto, famosi 38-39 milioni, una grande parte sono asfalti, illuminazione, marciapiedi. Sindaco, ne approfitto per leggerle nel frattempo un'altra mail che ci è arrivata nel corso della settimana. Questa mail ce la manda Fiorella che dice: buonasera, vorrei chiedere al Sindaco com'è la situazione delle barriere antirumore di via Friburgo in vista del raddoppio dei binari del treno che va in zona industriale. Grazie, come detto questo ce lo chiede Fiorella. Prima non c'è raddoppio, non c'è. È un'ipotesi fatta tempo indietro, non c'era doppio di binari. So che c'è l'impegno da parte dell'amministrazione di mettere barriere antirumore. Sono due visioni opposte da parte dei cittadini. C'è stato un progetto in cui purtroppo venivano abbattuti gli alberi. Una parte dei concittadini dice no, bisogna metterlo senza abbattere gli alberi, una parte dice battendo gli alberi. Stiamo cercando, qui assessori competenti, di risolvere il problema, però è un impegno dell'amministrazione comunale, in qualche maniera faremo, trovando un modo per andare d'accordo sia per salvaguardare il verde sia per i rumori, però non viene raddoppiato il binario. Perfetto, giusta allora anche questa precisazione. Sindaco, vorrei tornare adesso sul tema dei cortei no Green Pass. Voi nella scorsa settimana avete fatto come amministrazione, lei come sindaco, un'ordinanza, ovviamente poi c'è anche quella che è stata la circolare del Ministero dell'Interno. Nel fine settimana si sono viste altre scene di assembramenti al Parco Europa, sono continuate le manifestazioni senza mascherine né distanziamento. Tra l'altro per questa sera è stato annunciato un altro corteo in centro evitando le zone interdette, quindi le piazze Liston. Sabato ne è stato annunciato uno in Barca alla mattina e al pomeriggio in piazza Garibaldi. Sindaco, insomma, le chiedo questo, la vede un po' come una provocazione a questo punto da parte dei manifestanti no Green Pass? No, come ho detto, sono amareggiato, non è una guerra tra me e loro, tra il prefetto e questo e loro, assolutamente. Primo, secondo, c'è democrazia, di conseguenza uno può manifestare come e quando vuole, nei limiti di rispetto degli altri. Sanitari, ricordo che sono responsabile della salute dei cittadini, di conseguenza, perché ho fatto l'ordinanza, mascherine, distanza di sicurezza, il Covid sta aumentando in maniera importante, sono molto preoccupato. Di conseguenza ho fatto un'ordinanza che obbliga assembramenti, manifestazioni di qualsiasi tipo, deve avere mascherina, distanza di sicurezza. Nessuno vuole impedire manifestazioni. Il prefetto, su ordinanza del ministro Lamborghese, ha interdetto l'uso di 4 piazze e parte del listone. Se usano altri spazi, se utilizzano altri posti, se usano mascherina, se stanno a distanza, nessuno vieta nulla. Il problema è che abbiamo visto, sindaco, scene poche mascherine. Ma quello che ha fatto il Parco Europa sabato scorso
sotto la ripresa. Ovviamente la polizia locale, la polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, non è che vanno in mezzo alle persone e fanno multe, vengono ripresi, vengono identificati, non sono identificati, scatta la sanzione. Sanzioni arriveranno? Sicuramente 52, se non sbaglio 55, adesso non mi ricordo esattamente il numero di persone che saranno sanzionate. Mi spiace, c'è un'ordinanza, il questore deve tutelare l'ordinanza del sindaco. Il sindaco deve tutelare la salute. Io non sono responsabile della salute di tutti i cittadini, anche chi manifesta, per cui in questo senso non posso girare la testa, io sono responsabile. Di conseguenza faccio un'ordinanza solo per la salute. Poi l'ordine, la polizia e il questore perfetto si occupa del corso della vigilanza e mantenere quello che si è detto, la sicurezza. Abbiamo un'altra telefonata, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parlo con Sonia, via Benato, Pontevico d'Arzere. Pontevico d'Arzere, faccia pure la sua domanda al sindaco, Sonia. Io volevo chiedere al signor sindaco, anch'io per gli alberi, complimenti intanto per il lavoro che state facendo al capolinea, che stanno piantando alberi, però noi ne abbiamo diversi che confinano con il nostro giardino e non vengono potati da anni. Se fosse possibile, a una potatura questi alberi. Perfetto. Sono pubblici ovviamente. Sono pubblici, sono giusto? Nell'area pubblica. Perfetto, grazie Sonia, adesso potrai ascoltare la risposta del sindaco. Grazie della segnalazione, provvederemo. Quando dico provvederemo non vuol dire che domani lo facciamo con tempo debito, in che vuol dire 10-15 giorni, però verrà fatto. Altra telefonata, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Niente, allora non abbiamo la telefonata, vediamo se riusciamo a recuperare. Pronto? Pronto? Sì, Pronto? Con chi parliamo e da dove? Sono una signora che abita a Stichello. A Stichello, sì? Padova, sì. Sono una mamma che abita a Padova, in zona Stichello. Ho una figlia di 55 anni che è iscritta alle liste protette. Alle liste protette? Sì, da diversi anni, senza risultato. Ha prestato servizio di sorveglianza presso i musei civici ai Limitani di Padova. A chi posso rivolgermi per trovare un lavoro? Grazie e buonasera. La risposta, sindaco, grazie. Non ho sentito bene. Ha una figlia iscritta adesso non mi ricordo precisamente come la chiamate, insomma, delle liste protette. Delle liste protette e chiede a chi può rivolgersi per eventualmente dare, insomma, un'occupazione alla figlia. Devo dire che non posso dare queste risposte in pubblico, le do volentieri privatamente. Allora signora, riceverà, insomma, da qui ai prossimi giorni una risposta da parte ovviamente degli uffici comunali competenti che, insomma, le daranno tutte le indicazioni in merito. Sì. Ci prendiamo una piccola pausa, sindaco, pochi minuti di pubblicità, torniamo subito dopo con Il Sindaco Risponde, rimanete con noi.